Un 34enne autista della CTV vede a bordo del suo autobus un uomo armato di coltello e con uno stratagemma fa intervenire la polizia senza creare allarme. I complimenti del sindaco Brugnaro. Ennesimo incidente lungo la statale 14 triestina, un'auto nella notte finisce nel canale, viene ripescata dall'acqua dai vigili del fuoco, il bilancio è di 2 feriti. La Protezione Civile di Venezia dichiara lo stato di preallarme per possibili nevicate nella notte tra giovedì e venerdì, previsto anche vento forte lungo la costa. I residenti della cosiddetta nave 1 di Altobello, un complesso di oltre 100 alloggi pubblici in degrado, potranno trasferirsi in altre caseate, Ramestre Assemblea per chiarire il futuro. Dagli enti bilaterali di Venezia arrivano più di 3 milioni di euro contro il caro vita e per l'attività di formazione di lavoratori di commercio, servizi, terziario e turismo. Tempo di lavori per il Teatro Goldoni di Venezia inizieranno a febbraio e finiranno a settembre. Per quella data il Goldoni avrà un nuovo aspetto. Obiettivo: il nuovo piano di prevenzione incendi. Da stasera alle 21:15 la nuova stagione della nostra storia, il programma che ripropone le immagini delle teche di Antena 3 facendole commentare ai personaggi di ieri e di oggi. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3 con il caso dell'autista della CTV di 34 anni che si è accorto di avere a bordo del suo autobus un uomo armato di coltello ed è riuscito con uno stratagemma a far intervenire la polizia senza creare allarme tra i passeggeri e ricevendo i complimenti del sindaco Brugnaro. Sangue freddo, uno spiccato senso civico e una preparazione adeguata per affrontare una situazione di emergenza è il ritratto dell'autista CTV che ha consentito di fermare un passeggero salito a bordo in stato di alterazione e che aveva con sé un coltello. L'autista, quando ha visto l'uomo, di origini asiatiche, particolarmente agitato e con il coltello che spuntava sotto i vestiti, non ha perso tempo. Ha chiamato la polizia senza che il passeggero se ne accorgesse e ha concordato il da farsi. A nome di tutta la città di Venezia un grazie davvero a Giuseppe Mazzone, autista della CTV, che l'altro giorno assieme ai suoi colleghi della centrale operativa e della polizia sono riusciti a fermare una persona pericolosa all'interno dell'autobus. Con lucidità l'autista 34enne ha fatto partire comunque il mezzo, fermandosi poco dopo in via Torino e fingendo un guasto, comunicando ai passeggeri che sarebbe arrivato a breve un mezzo sostitutivo. Invece sono arrivate le volanti della polizia che hanno preso in consegna l'uomo accompagnandolo in questura. Il ringraziamento non è solo per questo gesto di sincera dedizione al dovere, ma quanto perché non ha girato la testa dall'altra parte. E tante persone che lavorano alla CTV, che lavorano in Veritas, che lavorano in generale, che studiano, che vivono la propria cittadinanza con partecipazione e con democrazia, ci stanno dando una mano alle istituzioni perché viviamo meglio, perché possiamo tutti vivere meglio. Il ringraziamento del sindaco Brugnaro sottolinea la capacità dell'autista di non creare allarme tra i passeggeri, che avrebbe potuto scatenare la rabbia dell'uomo, e di non girare la testa dall'altra parte, fingendo di non vedere. Ecco, ricordiamoci di questi esempi, non ci sono soltanto le persone che si comportano male, ma ci sono la moltitudine delle persone che si comportano bene e grazie a questi esempi possiamo tutti andare un po' più fieri di noi stessi. Grazie ancora. E c'è stato invece l'ennesimo incidente stradale lungo la statale 14 triestina, il bilancio è pesante, 2 feriti. Vista la dinamica dell'incidente e le condizioni dell'auto, poteva andare peggio. Il bilancio di quello che è accaduto nella notte lungo la statale 14 triestina invece è di 2 feriti gravi, ovvero conducente e passeggero di una BMW X1 che stava viaggiando in direzione dell'aeroporto all'altezza della nuova rotatoria che porta a H-Farm, il campus dell'innovazione digitale di Catron. E l'auto, una BMW X1, ha letteralmente preso il volo, passando sopra il guardrail, travolgendolo come vedete, e poi finendo la sua corsa nel canale che c'è qui di fianco. Quindi è proprio l'auto è finita in acqua e lì sono stati salvate le 2 persone che erano a bordo. E così i vigili del fuoco, arrivati da San Donà a Porte Grandi, località di San Stino di Livenza, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista e il passeggero sono stati presi in cura dal personale del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Non sembrano in pericolo di vita.
I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Nel 2021, a 1 chilometro di distanza, in un tremendo scontro frontale, avevano perso la vita 4 persone, 3 donne e un uomo e un'intera famiglia. Padre, madre e figlia 21enne erano morti sul colpo. Lungo la Triestina e lungo l'argine che collega Porte Grandi con Caposile, che si trova a poca distanza da qui, si continuano dunque a registrare incidenti gravissimi. In questo pezzo di Veneto, insomma, si continua a rischiare la vita. E la Procura della Repubblica di Venezia intende fare piena luce sull'incidente in cui hanno perso la vita la sera del 8 gennaio a San Donà di Piave Maria Chiara Guida, di soli 20 anni, ed Alessandro Polato, di 23, entrambi del posto. Il pubblico ministero, titolare del procedimento, che indaga per duplice omicidio stradale a carico del conducente 19enne della vettura, ha disposto una perizia cinematica per accertare nel dettaglio la dinamica, le cause e le responsabilità eventuali della rovinosa uscita di strada dell'auto che, ricorderete, era rimasta poi infilzata nel guardrail. L'incarico per la perizia sarà conferito venerdì mattina alle 12:30 negli uffici della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma. Quindi il perito dovrà stabilire appunto le cause e l'esatta dinamica del sinistro di cui vedete le immagini ora in onda. Prima di procedere con la prossima notizia, c'è stato un grave episodio in A4, grave perché il tratto autostradale tra Portogruaro e proprio San Donà di Piave è stato chiuso da poco prima delle 18 perché una cisterna, qui vedete il sito di Venezia Today, ha perso acido cloridrico e dunque l'autostrada è stata chiusa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e anche il nucleo NBCR, il nucleo di Mestre che si occupa di sostanze pericolose, proprio perché naturalmente immaginerete quali possono essere le conseguenze se si viene a contatto o si transita lungo un tratto in cui addirittura una cisterna ha perso dell'acido. Si sta operando e appunto si è dovuti arrivare anche a chiudere il tratto tra Portogruaro e San Donà, con i disagi che immaginiamo soprattutto in un'ora di punta. Disagi che potrebbero arrivare anche dal meteo, perché il Servizio di Protezione Civile del Comune di Venezia ha dichiarato lo stato di preallarme per possibili nevicate su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte di domani alle 6 di venerdì. Inoltre il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura limitrofa dalle 12 di domani alle 12 di venerdì. Quindi attenzione appunto al meteo. Cambiamo pagina, polemiche sugli effetti della riforma Cartabia. Ieri sera il sottosegretario veneto alla giustizia Ostellari, ospite al Ring, ha annunciato correzioni a breve. Sentiamo un estratto. Il provvedimento che mira, a sistemare quella che è un'evidente problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il termine dei 2 mesi, che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza, l'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato, quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi, stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, sì, e che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, ha recepito nell'indirizzo generale di quelli che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative e in particolare abbiamo visto che
quella iniziativa legislativa volta a intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine. Ora a Mestre, perché i residenti della cosiddetta nave 1 di Altobello, un complesso di oltre 100 alloggi pubblici in degrado, potranno trasferirsi in altre case ATER a Mestre, un'assemblea convocata proprio dall'ATER per chiarire cosa accadrà nei prossimi mesi. Non abbiamo ancora parlato dove sono gli alloggi. Il dibattito si accende nella sala parrocchiale della chiesa Madonna Pellegrina di Mestre. Al microfono il presidente dell'ATER di Venezia, Fabio Nordio, informa gli inquilini della cosiddetta nave 1 del quartiere Altobello sulla possibilità di trasferirsi in altri alloggi pubblici in vista di un intervento che non si sa ancora se sarà di manutenzione, demolizione o riqualificazione. Sono 42 gli inquilini regolari interessati da questa mobilità, a cui abbiamo chiesto di aderire per poter dar loro la possibilità di scegliere l'alloggio e la zona dove poter andare. È una mobilità provvisoria, vale a dire fino a che non si interviene sugli altri stabili, oppure questo non si può ancora dire? Oggi non possiamo sapere se è una mobilità provvisoria perché non sappiamo ancora cosa verrà fatto nella nave 1. Abbiamo solo una manifestazione di interesse generica sulla quale andremo ad approfondire quello che è il progetto di un programma di partenariato pubblico-privato a cui seguirà poi un bando pubblico. Enzo Castelli di Venezia Verde Progressista ricorda come dalla costruzione dello stabile tra l'83 e l'88 ad oggi sia totalmente mancata la manutenzione fino ad arrivare ai gravi problemi attuali. Quello che chiediamo è innanzitutto che gli alloggi vuoti delle tettoie da re siano utilizzati per la mobilità degli inquilini della nave e che vengano identificati nel territorio del quartiere altri alloggi vuoti di ATER. ATER ha alloggi vuoti in tutta Mestre. Quando gli animi si scaldano ed escono tutti i problemi di queste abitazioni, Nordio, presidente dell'ATER di Venezia da un paio d'anni, invita ad un atteggiamento positivo. Siamo qui per risolvere i problemi, afferma, come è successo a Campomarte alla Giudecca, dove si è recentemente sbloccata una situazione che si trascinava dagli anni '80. Giustamente gli inquilini dicono sono 20 anni che ci fanno promesse. Io non sono venuto qua a fare promesse, sono venuto qua a dare un cronoprogramma e una possibilità di spostamento degli inquilini. Sicuramente non riusciremo a far contenti tutti, ma mi auguro che per la maggior parte si trovi una soluzione adeguata alle proprie esigenze familiari. L'Akzo Nobel, multinazionale nel settore delle vernici, ha deciso di chiudere la produzione nel sito storico di Peseggia, in comune di Scorzè. Siamo venuti a sapere in data odierna di questa gravissima scelta finanziaria e imprenditoriale. Si legge in un comunicato Filctem, CGL e Femca CISL. È incredibile, dicono i sindacati, come una multinazionale sana a livello finanziario decida in tempi stretti di licenziare 46 dipendenti, provocando un dramma sociale e familiare enorme. Fin qui la notizia che naturalmente poi seguiremo nei prossimi giorni nella sua evoluzione. Dagli enti bilaterali di Venezia arrivano più di 3 milioni di euro contro il caro vita e per l'attività di formazione di lavoratori del commercio, dei servizi, del terziario e del turismo. Dagli enti bilaterali di commercio, servizio e turismo della città metropolitana di Venezia arrivano più di 3 milioni e 300 mila euro stanziati nel biennio 2022-2023 per il sostegno al reddito dei lavoratori del settore. Il progetto è sulla falsariga di quelli che abbiamo presentato in questi anni. Si tratta di un contributo ai lavoratori per il caro bollette che è di 200 euro cada uno. La quota che noi dedichiamo a questo capitolo è di 300.000 per l'ente bilaterale del turismo e di 200.000 per l'ente bilaterale del commercio. Formato dalle associazioni di categoria che rappresentano la cosiddetta parte datoriale, CGL, CISL e UIL, la rappresentanza delle parti sociali, l'ente bilaterale si rivolge a tutti i dipendenti associati in regola con il versamento contributivo. Che il contributo straordinario che viene erogato da parte dell'ente bilaterale dà una mano in questo momento a quei lavoratori che sono in difficoltà, oltre ovviamente ai contributi ordinari che vengono normalmente erogati. Quindi abbiamo definito insieme con le parti datoriali di dare un contributo straordinario oltre a quelli già erogati ordinariamente. Il settore del turismo è peraltro uno di quelli che sta incontrando le difficoltà maggiori nel reperimento del personale.
Qualsiasi azienda di qualsiasi settore sta ricercando personale specializzato, si fa molta fatica, poi il lockdown ci ha dato una mazzata e le persone che sono entrate in FIS poi hanno ricercato nuovi lavori o addirittura si sono trasferiti in altre regioni. Il fatto di rendere più competitivo il nostro contratto, quello che è l'appartenenza al nostro settore garantisce degli elementi che in altri ambiti non ci sono, perché quelli che sono i numeri che abbiamo visto oggi, cioè 2.700 euro, 2.400 a seconda dell'ente che viene coinvolto, si tratta di più di una quindicesima. Il 2022 è stato un buon anno sul fronte del turismo, così come dovrebbe essere il 23, ma la prudenza è d'obbligo. Abbiamo una guerra, abbiamo tanti aspetti di preoccupazione che purtroppo anche frenano gli investimenti, e gli investimenti sono il futuro. Nel 2022 a Chioggia gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 4.808 controlli contro l'abbandono di rifiuti. Il bilancio finale è di 457 contravvenzioni, 356 a utenze domestiche e 101 ad attività commerciali e pubblici esercizi. 172 multe hanno colpito residenti di altri comuni che hanno abbandonato rifiuti nel territorio di Chioggia. Questo quindi il bilancio dell'anno appena terminato degli ispettori ambientali di Veritas. A Mogliano ora, perché ai cittadini ieri sera è stata presentata pubblicamente nella sala del centro sociale la proposta di progetto per la riqualificazione del centro storico con i fondi del PNRR. Punto chiave la pedonalizzazione della piazza principale della cittadina. Nel mio paese la piazza è una strada. Così diceva Berto nel cielo è rosso, era il 1946. Piazza dei Caduti sarà pedonalizzata. Questo è l'obiettivo principale di quanto presentato a Mogliano in un incontro con i cittadini e commercianti, dove è stato mostrato il piano di rigenerazione urbana che permetterà l'esecuzione di alcune opere pubbliche per la città, grazie all'assegnazione di più di 4,5 milioni di euro di fondi previsti dal PNRR. Abbiamo ottenuto questi fondi PNRR importanti, parliamo di 4.600.000 euro che ci permettono di riqualificare via Don Bosco, di riqualificare Piazza dei Caduti e di chiuderla al traffico e di fare la pista ciclabile che parte da Mogliano e arriva a Mestre lungo il Terraglio, che tornerà ad essere il boulevard di un tempo, perché andremo a ripiantumare ben 100 platani che nel tempo sono stati tagliati a causa del cancro colorato. L'idea è quella di pedonalizzare una parte relativa all'area davanti al municipio e di omogeneizzare tutta la rimanente, dalla chiesa fino al terraglio, eliminando le barriere architettoniche, aumentando i parcheggi e trasformando la piazza in una sorta di salotto. La circolazione sarà comunque garantita dagli elaborati curati dall'ingegnere Antonio Martini per la progettazione e lo studio dei materiali e dall'architetto Tony Follina per la parte estetica di quanto si prevede di realizzare e che dovrà essere appaltato entro luglio 2023. Vogliamo chiudere la piazza perché altrimenti non è una piazza. Vogliamo chiudere la piazza perché ci deve essere un punto in cui le famiglie possono ritrovarsi in serenità senza dover avere l'angoscia delle macchine. Un punto dove i bambini giocano, i genitori fanno gli acquisti e dove la gente si ritrova per chiacchierare di quanto bella è la sua città. E l'incontro di ieri sera nella sala del centro sociale ha visto un'intensa partecipazione di moglianesi, molti di loro particolarmente interessati alla riqualificazione che è stata presentata. Soddisfatto a metà, ero convinto di ottenere molto di più, comunque per la piazza sono d'accordo. Sicuramente sarà una cosa positiva. Ci sarebbero un po' di idee da sviluppare secondo me sul discorso del centro e la penalizzazione, però è un inizio. La pedonalizzazione dell'intera area di Piazza Caduti è argomento che da anni viene discusso in Consiglio Comunale tra le amministrazioni che via via si sono succedute. I cittadini intervenuti all'incontro, molti di loro commercianti, hanno sommerso di domande i relatori, ma alla fine il progetto sembra mettere quasi tutti d'accordo. Per me chiudere la piazza è sbagliato, migliorarla sì, ma non chiuderla. Sono sicura che verrà fuori una piazza bellissima. Speriamo poi che continuino con gli eventi che hanno cominciato a essere portati avanti dal nostro assessore Giorgio Copparoni e che comunque hanno fatto riempire per bene la piazza. Speriamo che la piazza venga finalmente definita per bene e a modo, speriamo, solo speranza. Speriamo però che ci porti lavoro e la piazza deve essere funzionale, perché bella sì, ma deve essere funzionale. Dunque eventi, mercatini, negozi aperti, domeniche, nelle festività, deve essere viva.
Ritorniamo a San Donà di Piave perché nella notte è stato fermato un uomo, come riporta il sito appunto di Venezia Today, che è ritenuto il presunto responsabile delle spaccate che si sono susseguite in queste settimane, nelle ultime settimane, tra il centro di San Donà e le zone limitrofe. L'uomo sarebbe stato colto in flagranza di reato durante la notte mentre tentava di entrare in un'attività commerciale. Il sindaco Andrea Ceresera ha commentato con soddisfazione questa operazione dei militari dell'Arma, dal momento che con l'inizio del 2023 appunto il territorio del Basso Piave era stato bersaglio di numerose spaccate, con alcuni negozi davvero devastati e con danni, dice il sindaco, ancora più consistenti degli importi sottratti. Quindi si attende naturalmente l'ufficialità di questa notizia, ma alle forze dell'ordine è già arrivato il plauso dell'amministrazione comunale per il fermo di questo individuo che dovrebbe mettere fine a questa sfilza di assalti ai negozi. Ora a Venezia, perché per il Teatro Goldoni è tempo di lavori, inizieranno a febbraio, finiranno a settembre e per quella data il Goldoni dovrebbe avere un nuovo aspetto. Il Teatro Goldoni compie 400 anni e si rifà il look, nuove poltrone, nuovo impianto elettrico e manutenzioni straordinarie per mettere in regola strutture e impianti. L'operazione era iniziata nel 2020 con un primo stanziamento di 1.200.000 euro da parte del Comune per lavori di preparazione all'intervento di oggi. Con 1.750.000 euro infatti ora si realizzeranno i lavori necessari per ottenere la certificazione per la prevenzione incendi. Con questa occasione andiamo anche a creare un'accessibilità per le persone diversamente abili che oggi non aveva questa opportunità, quindi ci troviamo ad avere 798 posti, che è la capienza complessiva, e arriviamo a 781 posti dove facciamo questa rinuncia di 17 posti a sedere per poterne creare 4 destinati proprio per persone che hanno difficoltà da un punto di vista di accessibilità al teatro. I lavori inizieranno il 1° febbraio, dureranno 6 mesi e quindi per settembre il teatro sarà riaperto finalmente dopo 20 anni senza una deroga speciale. Nel frattempo ci sarà un trasferimento temporaneo al Malibran. Quello che si sta facendo dentro questo teatro è storia. Finalmente dopo credo 20-25 anni il teatro viene messo in una condizione strutturale di grande sicurezza. Fino ad ora era il sindaco che si assumeva la responsabilità di firmare un provvedimento in deroga per l'agibilità del teatro. La sala infine sarà dotata di un nuovo impianto audio mimetizzato completamente con le strutture del teatro. Antenna 3. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, tra poco l'edizione di Treviso e adesso andiamo a vedere che tempo farà domani. Arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Giunge aria più fredda in quota portando nuova instabilità e determinando un sensibile calo termico sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 19 gennaio. Sul Veneto tempo in peggioramento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Non si esclude qualche fiocco di neve fin verso le zone di pianura misto a pioggia. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece comprese tra 3 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso con precipitazioni sparse e moderate. Su pianura e costa potranno verificarsi deboli nevicate. Sostenuti i venti di Bora. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche in questo caso precipitazioni diffuse con nevicate a quote molto basse. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime sui 4-5 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.